Ho fatto questo video perché una nostra amica, diciamo una nostra iscritta, l'aveva cercato e ho trovato delle cose, quindi posso fare questo video. In effetti ci troviamo nel cuore della Carnia, una zona del Friuli Venezia Giulia, quasi al confine con l'Austria. È il 1878 ed è inverno. Il territorio più o meno è montano e quindi è totalmente coperto dalla vegetazione. Nella piccola frazione di Chiaicis la vita scorreva tranquilla fino a quando non cominciarono ad avvenire qualche cosa di strano. Si racconta che una ragazza del posto, una certa Margherita, cominciò a manifestare sintomi alquanto degni di nota, in quanti comportamenti blasfemi, violenti, incomprensibili, una voce un po' particolare, quindi la piccola comunità ne fu subito sconvolta in effetti, però il problema non inizia solo qui, è che il fenomeno si allargò velocemente tra le donne del paese, prima 2, poi 3, poi 4, fino ad arrivare a 24 donne. E addirittura anche un carabiniere si ammalò di questa, diciamo, possessione, malattia. Fatto sta che tutte queste persone diventarono come degli indemoniati, possessori, diciamo, erano stati posseduti da qualche demone, non sappiamo bene la storia che cosa dice, comunque il parroco del paese giustamente mandò giustamente alla chiesa diciamo, questa notizia perché le persone si incontorcevano, urlavano e quindi erano anche avverse all'acqua, diciamo, santa, e quindi erano come indemoniate, quindi gridavano, urlavano, si agitavano, quindi si mobilitarono tanti religiosi accorsi pure dai paesi confinanti, quindi i sintomi perlomeno erano di possessione diabolica, diciamo. Fatto sta che anche queste donne facevano chiaroveggenza, cioè loro indovinavano cose che non avevano visto e che succedevano poi il giorno dopo, quindi loro avevano questo dono della chiaroveggenza, cioè sapevano tutte le tue cose, e quindi il prete cercò di fare un esorcismo, giustamente però doveva bisogno di avere un'autorizzazione, e quindi mandarono tutti, diciamo, tutte queste persone per fare un esorcismo di massa, perché 24 di loro non era uno solo da fare, quindi ci volevano tanti preti, non uno solo. Quindi la cosa si allargò subito a tante altre donne e già in chiesa le urla erano tante, sacerdoti, chiamazzi, bestemmie, comunque gli uomini più forti dovevano mantenere queste donne, mentre i parenti le bagnavano con l'acqua santa. Diciamo che il fenomeno fu così allarmante che anche diciamo, la polizia dovette intervenire, e quindi ci fu diciamo, un parere tra, ciao avvocatella, tra se erano possedute o se erano malate queste donne. Quindi in effetti ci fu un casino e purtroppo la situazione venne risolta con la forza. In effetti nell'aprile dell'879 furono tutte caricate su un carro e portate all'ospedale di Udine, anche se con l'opposizione degli abitanti, perché erano fermamente convinti che erano tutte possedute queste donne. Fatto sta che queste donne tornarono poi al loro paese di origine ed erano guarite e comunque non avevano sintomi. Quindi rimangono sempre le due tesi principali: o c'è stata un'isteria collettiva di possessione, oppure erano state possedute ed, ed erano state portate forse ad esorcizzare, quindi non si sa, perché la storia poi non ti racconta più di tanto, quindi non sanno se è stata, diciamo, la medicina o se è stato fatto un esorcismo. Fatto sta che sono state portate tutte via
e poi sono rientrate nelle loro abitazioni dopo tempo, però stavano bene. Ma ora il problema è questo: sono state portate all'ospedale oppure sono state portate dal Vaticano a fare un esorcismo a tutte le 24 più il carabiniere 25? Quindi è questo che non si riesce a trovare, ma non si troverà da nessuna parte. Quindi questo qui è quello che rimane un mistero in effetti. Quindi tornarono a casa e stavano bene, però bravo, non si sa se sono state portate in Vaticano per esorcizzare tutti e 25 oppure se sono state portate tutte in una casa di cura. Però io credo più la prima, che sono stati portati al Vaticano e sono state fatte esorcizzare tutti quanti. Quindi poi l'hanno riportate giustamente al loro paese guarite, ma sicuramente sarà così perché, ripeto, quello che ho trovato perlomeno su questo argomento parla di proprio le indemoniate, quindi erano diciamo avverse a sacro, parlavano lingue sconosciute, conoscevano cose che dovevano verificarsi il giorno dopo, quindi non sono cose che diciamo una persona diciamo che non sta bene con la testa riesce a fare. Quindi non puoi fare chiaroveggenza oppure dici domani a tale ora questo e questo e poi si avvera. Poi non è stato un solo caso, sono stati tanti casi. Poi in chiesa non volevano entrare, l'acqua santa le bruciava addosso, quindi diciamo che tutte queste cose sono giustamente a livello di possessione diabolica, che come io personalmente ci credo, anche perché ho avuto modo di vedere qualche cosa e fa paura comunque, perché qui a Salerno ci sta il santuario dell'Avvocatella, è un santuario dove padre Gennaro fa esorcismi. Quindi se vi trovate a passare per Salerno, ogni mese vanno in montagna sulla chiesa e poi una volta al mese fa gli esorcismi, quindi cura queste persone che sono malate. Sì, 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 l'ho letto, sì, sì, a rotolarsi tutte a terra insieme, sì. Perciò dico, secondo me erano tutte possedute, secondo me sono state portate sì dalla polizia, però secondo me sono state portate poi in luogo sacro ed esorcizzate, non in una struttura diciamo mentale, perché non avrebbe proprio senso, perché guarda caso sono rientrati tutti e stavano tutti bene. Quindi io credo che la polizia abbia portato queste persone perché la Chiesa, il Vaticano, aveva chiesto di esorcizzarle a tutte. È un paese vicino al Friuli Venezia Giulia, in effetti. È una storia del 1878, figurati. È nel cuore della Carnia, quindi proprio un paesino proprio nella frazione di Chiaicis. Penso un po' che nome, già un nome diciamo italiano, diciamo, misto già. Quindi sta al confine. Quindi secondo me sono state tutte esorcizzate e portate di nuovo a casa. Secondo me il Vaticano ha fatto prendere le ragazze dai carabinieri per poi portarle in un luogo sacro e fare queste esorcizzarle a tutti. Perché se fossero state tutte malate mentali, voglio dire io, è possibile che tutte e 25 sono tornate indietro bene? Cioè nessuno è rimasto, voglio dire, vittima oppure non è guarito. Tutte e 25 sono ritornate a casa, guarda caso. Sono 24 donne e un carabiniere pure, pensate. Quindi non voglio pensare che sono state curate in una struttura pubblica a livello mentale, anche perché la Chiesa, il Vaticano si era messo in mezzo che le voleva esorcizzare a tutte e 25. Giustamente, siccome ci fu un casino, i carabinieri e la polizia dovettero intervenire. Ma secondo me, quando le hanno portate sul camion,
le hanno portate sicuramente in Vaticano oppure in qualche luogo sacro, dove sono state esorcizzate con il tempo e poi sono tutti quanti ritornati a casa come se niente fosse successo. Quindi la spiegazione più razionale è questa qui. Ciao Samuel. Quindi secondo me la vera storia delle indemoniate di Vergenis è questa qui in effetti. Quindi non credo, perché fatto sta che molte persone non credono che esiste il diavolo, non esiste la possessione, non credono a questa cosa e quindi molti diciamo non credono, quindi pensano che sono malati mentali oppure hanno problemi. Posso assicurarvi ragazzi che il 90% forse hanno problemi mentali, però il 10% no. Il 10% se venite a Salerno, l'ho detto, ci sta l'avvocatella, se voi andate e guardate con i vostri occhi vi rendete conto di chi veramente sta male a livello mentale e di chi invece è a livello spirituale. Quindi dovete guardarlo con gli occhi, perché parlare è inutile ragazzi, cioè non puoi credere se non vedi. Io vi posso assicurare che io sono andato un giorno, io sono rimasto proprio bloccato, diciamo così. Siamo andati per vedere se mio fratello, diciamo, aveva avuto qualche malocchio, qualche fattura, queste cose che qua comunque noi ci crediamo ancora, queste cose, perché mio fratello non stava bene un po' da tempo, abbiamo fatto tutte le analisi, tutto stava bene, non aveva nulla, però giustamente stava male e quindi abbiamo pensato di fargli fare una visita da questo prete in effetti, e siamo andati e questo qui aveva detto che forse ci stava qualche cosa, però doveva controllare meglio. Fatto sta che una signora iniziò a contorcersi a terra e a parlare strano, cioè a dirlo così ragazzi è una cosa, ma vederlo e sentirlo con le proprie orecchie è un'altra cosa. E pensate che in mezzo a quella gente ci stava anche gente che era andata lì per fare questa cosa, ma si vedevano che gli altri erano malati in senso di mente, mentre quella lì aveva problemi veri e propri spirituali. Quindi uno deve vedere, se no non crede, questo è il problema. Allora uno fa come San Tommaso, se non vedo non credo, quindi parlare e parlare non serve a nulla, devi vederla una cosa, come pure un fantasma, tutti quanti parlano dei fantasmi, però giustamente se parli con qualcuno non esistono, ma se lo vedi poi ci incominci a dubitare. Quindi il fatto sta, se non ci stai coi piedi dentro, tu non ci credi. E purtroppo sono cose che succedono, a me mi sono successe delle cose strane e quindi posso assicurare che qualcosa ci sta, non so cosa, ma ci sta. Quindi qualcosa di malvagio ci sta. Come pure i fantasmi, io ho visto a volte, mi è capitato 2 o 3 volte che ho visto cose che non dovevano essere viste. Ad esempio mi ricordo ancora che come se fosse oggi morì il papà di un mio amico. Questo signore aveva sempre il vizio di stare sulle scalinate, che queste scalinate portano a una pizzeria, perché il signore piaceva mangiare la pizza e quindi andava tutte le sere a mangiarsi sta pizzetta. Il signore morì, io ero un mio amico d'infanzia, passarono 7-8 mesi, presi l'auto e scesi un attimo che dovevo andare a Salerno. Sono passato da sotto questa scalinata che si sale sopra e si va nella pizzeria. Io ho visto il signore, questo qui, seduto come sempre, come aspettasse, come ha fatto sempre, che io l'ho visto sempre, che si saliva le scale e si fermava. Io l'ho visto fermo lì, che stava di faccia, diciamo, al lato mio che guidavo l'auto, mi ha guardato, si è girato e è andato avanti. Io poi per la strada non avevo pensato a questa cosa perché non ci ero arrivato, quindi ho detto non camminuccio. Poi è arrivata un po' più avanti, mi sono
il sangue si è fermato secondo me. E ho detto ma quello è morto 7-8 mesi fa, non può essere. Comunque fatto sta ragazzi che se non vedete qualche cosa di strano non potete. Io da quel giorno quando passo da lì mi metto paura, quindi uno deve vederla una cosa, se no non ci crede, quindi è inutile dire esistono i fantasmi, esiste la vita dopo la morte, esiste così, se non la vedi non la crederai mai, quindi pure queste persone, qualcuno dice la possessione diabolica non esiste, non è allora il padre Gabriele Amort quello diceva la forza più grande del diavolo è far credere che non esiste. Cioè la gente deve credere che l'inferno non esiste. Perché così si portano più anime all'inferno. Perché tutti quanti, chi è ateo, chi non crede, chi tiene dei dubbi, quindi allora giustamente non credono in lui, ma quello lui vuole, allora il diavolo difficilmente si manifesta perché lui non vuole che si sappia che esiste. Quindi queste possessioni sono rare, sono pochissime se ci fate caso, però lui non vuole farsi vedere, questo è poco ma sicuro, lui vuole che noi crediamo che egli non esiste. E se guardate qualche video di padre Gabriel Amort potete guardarlo su YouTube, vedete che dice le stesse parole, la forza sua è proprio quella di non far credere che che lui esiste, perché così porta più anima all'inferno, come anche ad esempio la Chiesa quando ha fatto le famose crociate, ragazzi, in quel tempo la Chiesa ha portato più anima di tutto il casino che abbiamo fatto noi all'inferno, perché all'epoca si uccideva in nome di Dio, quindi il diavolo in quell'epoca ha portato più persone, la Chiesa stessa ha portato tutte queste anime all'inferno, perché giustamente tutti questi qua erano convinti che uccidendo chi non era cattolico andavano in paradiso, invece sono andati tutti all'inferno, perché in nessuna religione esiste che si uccide in nome di Dio, quindi non esiste proprio. E quindi le famose crociate hanno portato tutti all'inferno. Quindi la Chiesa è anche consapevole di tutte queste anime che sono state purtroppo mandate all'inferno. Pensate che le crociate sono durate tanti anni e quindi vedete quante anime sono andate lì. Sì, Samuel, guarda, finché non ti capita nulla, allora ci sta pure che tu dici io non ci credo. Però se poi qualche volta ti capita qualche cosa che non riesci a spiegare con diciamo, un ragionamento logico, allora ti fermi un attimo e dici ma che sta succedendo? Quindi qualcosa ci sta ragazzi, secondo me io l'ho sempre detto, la vita non finisce qui, cioè dopo questa vita ce ne starà un'altra sicuramente, forse non lo so che cosa, perché nessuno è tornato indietro ragazzi, può darsi come che la nostra anima ritorna a nascere, quindi come la reincarnazione, oppure si va in paradiso, nessuno lo sa, però forse la più ragionevole sarebbe che l'anima nostra è immortale e quindi ogni volta noi viviamo un'altra vita, però non possiamo mai ricordare chi siamo. Poi quando la nostra anima è pulita al 100% perché siamo tutti peccatori, andremo davanti a Dio e staremo al cospetto di Dio, però finché l'anima non si purifichi tutta, che proprio diventi, perché parliamoci chiaro, siamo tutti peccatori ragazzi, allora penso che l'anima riviva ogni volta una nuova vita, nasce, rinasce, finché non è perfetta. Quando è giunto il momento che l'anima è perfetta, va a fianco di Dio. Questa sarebbe una supposizione più ideale, diciamo. Poi giustamente sta chi crede che
non ci sta nulla e poi ci sarà il giudizio universale, sta chi crede nella reincarnazione, ci sono tante cose che uno può pensare, chi crede che andremo in paradiso, chi in inferno, chi nel purgatorio, anche se il purgatorio, ragazzi, parliamoci chiaro, l'hanno inventato la Chiesa, l'ha inventato, il purgatorio non ci stava all'inizio, ce l'hanno messo loro. Quindi purgatorio non è che ci stava, no, perché Dante, non mettiamo a Dante in mezzo che ha fatto inferno, paradiso e purgatorio, perché il purgatorio hanno voluto fare questa cosa loro. Dice allora chi non ha fatto troppi peccati e chi non ha, vabbè, va lì, sconta un po' di pena e poi va da Dio. Sarebbe troppo facile, ragazzi. Quindi, a parte che nella Bibbia di questo purgatorio non ne viene proprio, non c'è sta una sola parola che parla di purgatorio. Dell'inferno sì, del paradiso sì, ma del purgatorio non ci sta ombra. Quindi, ragazzi, io personalmente credo che esiste il male, come esiste il bene, ragazzi, esiste il male, quindi e viceversa, se esiste il male esiste anche il bene, quindi sono due cose che vivono insieme. Però purtroppo le domande, ragazzi, sulla religione sarebbero tante. Un'altra che io sempre faccio quando a volte mi trovo con mio padre oppure testimoni di Geova, dico due parole, no? Ma se Dio è onnisciente, cioè conosce passato, presente e futuro, allora perché ha creato Lucifero? Se sapeva dal primo momento che avrebbe sbagliato? Non ha senso questa qua, perché Dio è onnisciente. Allora non possono uscire i teologi fuori con la scusa, vabbè, Dio ha dato il libero arbitrio. No, il libero arbitrio non ci sta più, perché se Dio sa il futuro, allora il libero arbitrio automaticamente si annulla, perché Dio, siccome è onnisciente, sa il futuro, quindi lo può pure cambiare il futuro. Quindi è tutto un casino, ragazzi, quindi non ci sta una logica, quindi sarebbero tutti i ragionamenti uno dopo l'altro e sarebbe un casino perché forse la nostra mente non riesce ad arrivare più di tanto, quindi il casino ci sta sempre. Poi ultimamente è uscito quel famoso Mauro Biglino che ha detto che la Bibbia è un libro di guerra. Come vedete le teorie, ragazzi, sulla religione non mancano mai. Dice che gli alieni ci hanno creato, hanno fatto a noi, quindi, ma vedete ce ne stanno ogni giorno, esce una cosa nuova, quindi di che cosa ci vogliamo meravigliare. Però una cosa è certa, il male e il bene esistono da sempre, come esiste il Dio, esiste il diavolo, quindi la possessione diabolica ce ne sono poche, però ci sono. La maggior parte sono persone malate di mente, però il 10% sono casi veri, come questa cosa che è successa in questo paese nel 1800. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata, abbiamo chiuso con diciamo una cosa tenebrosa. No, te l'avevo promesso, dovevo prendere solo informazioni sulla storia, quella era la mia cosa, perché lo sai che mi piace essere preciso e non voglio dire una cosa per un'altra, quindi solo quello è. Quindi mi sono informato bene e come ti ho promesso ho fatto il video. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo domani perché penso che questo è l'ultimo che ho fatto, poi domani ci vediamo. Vabbè, grazie tante, ciao Avvocatella e ciao a tutta, ciao Amelia, ciao Samuele. Ci sentiamo domani ragazzi, buona serata a tutti.